Perché Ciancimino sa qualcosa di quelle 3 lettere? Perché quelle 3 lettere erano state scritte da Provenzano, passate a Ciancimino perché le passasse a Dell'Utri, perché le desse a Berlusconi, l'utilizzatore finale. Cioè Provenzano, invece di imbucare la lettera con l'indirizzo dottor Silvio Berlusconi, Arcore, Villa San Martino, eccetera, aveva trovato un sistema di posta celere. Le vie brevi la dava Ciancimino, che la dava Dell'Utri, che la dava Berlusconi. 3 volte. Sarà interessante sapere qualcosa da Berlusconi sul fatto che ha ricevuto 3 lettere. Non capita mica a tutti ricevere 3 lettere dal capo della mafia. Sono onori che spettano a pochi. Ma vogliamo fargliela? Ma in quelle conferenze stampa dove questi servi strisciano con la lingua ai suoi piedi, ma una domanda sulle lettere che gli mandava Provenzano, ma gliela vogliono fare o no? Anche per sapere come rispondeva lui. Come si risponde a Provenzano? Egregio dottor Bernardo Binnu Tratturi, caro Binnu Tratturi, caro Totou Curtu, cioè come avvenivano queste corrispondenze fra il nostro capo del governo e il capo della mafia? Perché questa è la notizia. Guardate, non sono illazioni dei pentiti, perché una delle 3 lettere l'hanno trovata strappata a metà. Dice, com'è che viene fuori solo adesso la giustizia orologeria? No! La procura di Palermo al rallentatore, perché questa lettera viene sequestrata dai carabinieri nella casa di Ciancimino nel febbraio del 2005. L'allora procuratore Grasso, l'allora procuratore aggiunto Pignatone e i loro sostituti la mettono in uno scatolone e se la dimenticano lì. Interrogano il figlio di Ciancimino nella casa del quale l'hanno trovata. Notate, è una lettera di Provenzano a Berlusconi. Fanno ore e ore di interrogatorio a Massimo Ciancimino e non gli fanno nemmeno una domanda su quella lettera di Provenzano a Berlusconi, in cui gli promette appoggio elettorale, lo minaccia di un evento triste e gli chiede in cambio una televisione. Non una domanda al figlio di Ciancimino. Peggio, quando Ciancimino va sotto processo e Dell'Utri va sotto processo, quella lettera non viene depositata in nessuno dei 2 processi, rimane nello scatolone. Dopodiché, quest'estate, i magistrati della nuova procura di Palermo trovano casualmente quella lettera e si precipitano a portarla alla Corte d'Appello che sta chiudendo il processo d'appello a Dell'Utri. Cioè Dell'Utri potrebbe essere assolto perché non hanno fatto in tempo a portargli una lettera che avevano lì da 4 anni, ma la precedente gestione della procura se l'era imboscata. Naturalmente il capo della vecchia gestione della procura ha fatto carriera ed è diventato procuratore nazionale antimafia, dopo che Giancarlo Caselli era stato fatto fuori con una legge ad hoc per non farcelo diventare a lui. No, perché poi certe carriere vanno spiegate. Naturalmente Ciancimino non racconta soltanto particolari su queste e sulle altre lettere, ma pare che stia per consegnare il famoso papello che i capi mafia avevano dato, dice il figlio di Ciancimino, al generale Mori, che aveva avviato una trattativa tra lo Stato e la mafia dopo la strage di Capaci. E quindi si sta riaprendo tutto il discorso sui retroscena della stagione delle stragi del 92 e del 93, che è poi la stagione nella quale è nata la Seconda Repubblica. La Prima Repubblica è nata con la Resistenza, la Seconda è nata con le stragi. La Seconda Repubblica è stata tenuta a battesimo da Cosa Nostra, che a un certo punto, dopo le stragi, ha deciso di smetterla con le stragi nel momento stesso in cui Berlusconi annunciava la discesa in campo con Forza Italia. Questo è quello su cui si sta lavorando. Non per fare dei teoremi, ma perché ci sono dei fatti storici assolutamente insormontabili. Il problema è che adesso di quella trattativa della quale già
si parla nelle sentenze, per esempio a carico del generale Mori per la mancata perquisizione del covo di Riina e nella sentenza dell'Utri, adesso ci sono altri testimoni oculari, come il figlio di Cialcimino che accompagnava il padre a fare tutto quello che faceva il padre, che quindi sa vita, morte e miracoli di suo padre. E finalmente ha trovato dei magistrati che, a differenza di quelli che li hanno preceduti, hanno cominciato a fare domande anche sui rapporti fra la mafia e la politica. Ecco perché si riaprono i discorsi sulle stragi. Non per attaccare qualcuno, ma semplicemente perché, come ha detto Fini ieri, se ci sono dei fatti nuovi, ma santo Iddio, ci mancherebbe altro che non si riaprissero le indagini sulle stragi. Poi ha aggiunto maliziosamente: tanto nessuno di noi ha niente da nascondere, no? Ecco, questa è in questo momento la situazione. Mi pare di avere, sia pure in sintesi, risposto forse a molte curiosità. Se ce ne sono altre, fatemi altre domande, grazie. Allora, le raccogliamo 4 o 5 di domande e poi rispondo insieme alla fine. Faccio l'utilizzatore finale anch'io. Mi scuso con quelli a cui non posso dare la parola, ma è un problema che credo dovessimo finire mezz'ora fa, solo che non mi sono accorto, ho parlato troppo io. Cerco di essere sintetico e di rispondere a tutti. Non esiste in Italia la procedura di impeachment, che invece può essere messa in azione dal Parlamento americano per il Presidente. Ma non è che non ci sia nulla. Lei opportunamente nella sua seconda domanda faceva riferimento al ruolo del Capo dello Stato. Il Capo dello Stato è colui che nomina il Presidente del Consiglio e su sua indicazione nomina pure i ministri. Bisognerebbe già chiedergli come ha fatto a nominare la Carfagna ministro delle pari opportunità. Ma bisognerebbe anche chiedergli come fa a non pensare con rimorso e con sgomento al fatto di avere lui nominato un Presidente del Consiglio così indegno. È vero che aveva vinto le elezioni, anche se le elezioni le vince una coalizione, non c'è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e quindi non è mai obbligatorio nominare il leader del centrodestra, si può anche nominarne un altro. Quando Craxi doveva diventare Presidente del Consiglio e c'era un'aria di avviso di garanzia nei confronti di Craxi nel 92, Scalfaro non gli ha mica dato l'incarico, ha preso Giuliano Amato. Si potrebbero anche mandare indietro le leggi incostituzionali, per esempio, cominciare almeno da una, tanto per cominciare, e invece gliele ha firmate tutte, dalla prima all'ultima. Si potrebbe dire a Berlusconi che si deve vergognare di attaccare la magistratura che indaga sulle stragi e invece manda dei fervorini al Consiglio Superiore perché stia tranquillo e non difenda troppo i magistrati attaccati dal Presidente del Consiglio. Cioè, io personalmente non ho timore a dirlo, penso che questo sia il peggiore Presidente della Repubblica dai tempi di Gronchi e che sia la quinta colonna di Berlusconi che lo salva e lo protegge a ogni difficoltà, arrivando addirittura al punto di di chiedere alla stampa una tregua durante il G8, come se si potessero sospendere le garanzie costituzionali e le libertà di informazione in occasione di un vertice internazionale, perché altrimenti si sarebbe costretti a scrivere male del Presidente del Consiglio. Cose dell'altro mondo, cose che non abbiamo mai visto. Cose che non abbiamo mai visto. Quindi io personalmente penso che se Berlusconi è così saldo in sella lo deve anche all'ottimo alleato che ha al Quirinale, e stamattina Dell'Utri in un'intervista gli ha fatto i complimenti, ha detto è un vero signore, si sta comportando molto bene.